La seconda corsa dall'Arcoveggio vede al via cavalli di 2 anni, in 6 sulla distanza del doppio chilometro, 1 Shamrock Shoe, 2 X Italia, 3 Luso Jet, 4 Intrepid Griff, 5 Indios Barça, 6 Illinois Best. C'è l'errore di X Italia in fase di allineamento e ora la macchina che inizia ad accelerare con tentativo di Intrepid Griff di assumere l'iniziativa, mentre sbaglia Illinois Best, sbaglia anche il Luso Jet. Numero 6, Illinois Best, squalificato. Tanto so se ha avuto un'incertezza anche Intrepido Griff forse, ma vediamo il passaggio davanti alle tribune con corsa per il momento che vede i primi due che hanno preso a netto margine di vantaggio, Shamrock Shoe e Intrepid Griff, che sono anche i due più giocati, sono seguiti da Indios Barça in terza posizione, poi Illinois Best, mentre cerca di ritornare in avanti l'Uso Jet, che però ha una settantina di metri dalla testa, quindi lontanissimo l'allievo di Ruvolo. Ripetiamo, numero 6, Illinois Best, squalificato. Illinois Best è stato comunque squalificato e ora il ritmo è comunque piuttosto blando, ragion per cui anche l'Uso Jet può quasi rientrare, ma a questo punto sposta all'esterno deciso Intrepid Griff. Intrepid Griff va all'attacco del battistrada Shamrock Shoe, cerca di sorprenderla, ma Shamrock Shoe rientra. I due comunque prendono netto margine di vantaggio, parziale velocissimo in curva, 14,7. Intrepid rimane comunque all'esterno, anche perché è praticamente quasi diventato un match, visto che anche l'Uso Jet rinveniva da rottura e ora è rimontato all'interno da Indios Barça, ma i due sono a 50 metri dai primi. Quindi se n'è andato intanto un quarto in 29,9, piuttosto svelto, siamo a 600 dalla conclusione e in vantaggio c'è sempre Shamrock Shoe, Intrepid Griff che è tornato ad accodarsi, più indietro a una quarantina di metri Indios Barça e l'Uso Jet. I primi due sempre nettamente in vantaggio al paletto dei 400 finali, frazioni in 16,1. Intrepid Griff non bellissimo di andatura, comunque rimane vicino, ma ora sta perdendo il contatto perché allunga decisamente Shamrock Shoe e Intrepid è un po' in difficoltà. Shamrock Shoe accelera nettamente in retta d'arrivo a una ventina di metri di margine. Finale con Shamrock Shoe che viene a concludere netto vincitore. Netta vincitrice, scusa, netto vincitore, mentre al secondo posto finisce a distanza comunque Intrepid Griff, 1,24 sul doppio chilometro, 31,1 a chiudere. Andiamo a rivedere le fasi finali con Shamrock Shoe che conclude isolato in avanti, il secondo posto per Intrepid Griff che ci ha provato comunque sul percorso. Il successo quindi per Shamrock Shoe, Filippo Gallo in sediolo per conto di Gennaro Casillo della scuderia Pachino Horse.